Il team della Body Cult di Porto Empedocle ha letteralmente infiammato il teatro Costa Bianca di Realmonte. Numerose le attività proposte al folto pubblico presente. Sport all'ennesima potenza, che ha visto assurgere ai massimi livelli agonisti dei più particolari stili. Per il karate si è esibito il maestro Gerlando Biondino, per il Muay Thai Salvatore Avate ed il suo allievo, campione del mondo in carica Calogero Palmieri. Gerlando Castelli, master trainer di fitboxing, istruttore, personal trainer ed anche insegnante di difesa personale, si è esibito col suo team in difficili e suggestive combo. Linda Munisteri, danzatrice di elevata caratura artistica ed istruttrice di piloxing e pilates, ha proposto al teatro Costa Bianca questa nuova disciplina con eleganza e stile. Presenti anche Giusy Presti, istruttrice zin di Zumba, la scuola Progetto Danza Agrigento di Liliana Bartolomeo e Daniela Bartolomeo, la coreografa e ballerina Carmen Fugallo della scuola Progetto Danza Agrigento, Giusy Caputo ed Alessandro Balsamo, atleti internazionali e professionisti dell'International Federation of Bodybuilding and Fitness. Grande soddisfazione ha espresso il titolare della palestra Body Cult di Porto Empedocle, Giovanni Frattacci, per l'encomiabile preparazione mostrata in scena dai numerosi atleti del suo staff di caratura sportiva internazionale. Sono emozionatissimo, è la prima volta che facciamo qua a Realmonte, in questo splendido teatro, quindi penso che sia riuscita benissimo la manifestazione. Grazie veramente di cuore a tutti. Entusiasmo anche da parte dell'amministrazione comunale di Realmonte, che ha ospitato l'evento, in primis il primo cittadino Calogero Zicari. Ovviamente sono un momento importante perché i cittadini sono pronti. Il primo, io stasera ho scoperto delle cose che non conoscevo. Verissimo. Perché conosco la danza, ovviamente, perché da tanti anni la scuola di danza di Realmonte e Porto Empedocle, come diceva lei, è presente sul nostro territorio, ma non conoscevo altre realtà che stasera ho visto, e tutte apprezzabili. Io dico che noi siamo veramente capaci di dare tanto. Il nostro territorio, il territorio agrigentino, Realmonte, Porto Empedocle e gli altri paesi sono in grado di poter esprimere tante cose belle, tante scuole, tanta gente, tanti ragazzi che si impegnano. L'integrale della Kermesse, organizzato dalla Body Cult di Porto Empedocle al Teatro Costa Bianca di Realmonte, verrà trasmesso su Televideo Agrigento domenica prossima, 28 agosto 2016, alle 15 circa.